Hanno giurato oggi i 5 assessori della giunta del neosindaco Ida Cuffaro. Mercoledì 10 giugno la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Affluenza in calo per il ballottaggio ad Agrigento. Alle ore 23 di ieri sera sono andati al voto il 31% degli elettori rispetto al primo turno, che era stato del 46%. Rifiuti ovunque nella prima domenica di giugno nelle spiagge di San Leone, la denuncia di Mare Amico. Presentato a Palermo al Teatro Massimo il libro di Maria Grazia Brandara, Il disordine costituito e molto altro. Continuano i controlli della movida in centro città da parte delle forze dell'ordine, fermato un ventenne di nazionalità tunisina. Controlli mirati dei vigili urbani di Agrigento e monopattici, elettrici a Porta di Ponte. Scoperti 3 braccianti agricoli in un'azienda di Caltabellotta da parte dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro. L'Akragas conquista la Coppa Italia Promozione. Il Camerate perde il primo spareggio per i playoff con l'Avola in casa. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, lunedì 8 giugno. Hanno giurato stamani i 4 assessori della giunta nominati dal neosindaco di Raffadali, Ida Cuffaro, il nostro servizio. Hanno giurato stamani i 4 assessori della giunta nominati dal neosindaco di Raffadali, Ida Cuffaro. I nuovi assessori sono Giuseppe Gattarello, Felice Cuffaro, Nicola Marrò, Laura Limbrici, Giovanna Mangione. Le relative deleghe assessoriali saranno assegnate in occasione del primo Consiglio Comunale che si terrà a Raffadali il prossimo 10 giugno alle ore 19. Tra i punti all'ordine del giorno le operazioni relative al giuramento dei nuovi consiglieri comunali eletti, le verifiche delle condizioni di eleggibilità e di candidatura ai fini della loro convalida, l'eventuale surroga dei consiglieri comunali, con l'esame di eventuali situazioni di incompatibilità, quindi l'elezione del Presidente del Consiglio e dei suoi vice, il giuramento del nuovo sindaco, la nomina della commissione elettorale e quindi la relazione del sindaco Ida Cuffaro. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia e agli interessi della Repubblica e della Regione. E alle ore 23 di ieri sera, per il ballottaggio di sindaco al comune di Agrigento, risultano essere andati alle urne complessivamente 15.894 agrigentini su 51.266 aventi diritto al voto, pari a un'affluenza del 31%. Il dato però
resta sempre basso rispetto al primo turno, dove erano andate alle urne in 23.586 persone con il 46,01%, mentre nella precedente tornata per le amministrative era stata del 46,5%. Le urne si chiuderanno alle ore 15 di oggi, a seguire lo spoglio che determinerà il nuovo sindaco della città dei Templi. San Leone, nella prima domenica di giugno, alle porte dell'estate 2026, rifiuti ovunque, spiagge devastate dalla spezzatura, purtroppo senza che nessuno faccia nulla o si indigni. Questo quanto afferma in una nota Mario Amico. La prima mission del prossimo sindaco di Agrigento dovrebbe essere quella di ripristinare la normalità igienico-sanitaria e di decoro nelle nostre spiagge, che rappresentano il punto di forza del nostro territorio. Secondo l'associazione ambientalista Mario Amico, il degrado negli arenili non sarebbe riconducibile soltanto a episodi isolati di inciviltà, ma anche alla mancanza di una programmazione costante per garantire pulizia e decoro. È necessario, afferma Mario Amico, eseguire la pulizia straordinaria degli arenili prima di Pasqua e poi iniziare quella ordinaria da maggio a ottobre. Non è possibile presentare agli abitanti e ai turisti una situazione di tale degrado diffuso. Nella suggestiva cornice dei giardini del Teatro Massimo, la presentazione del libro Il disordine costituito e molto altro di Maria Grazia Brandara. Noi abbiamo seguito l'evento. Nella suggestiva cornice dei giardini del Teatro Massimo, la presentazione del libro Il disordine costituito e molto altro di Maria Grazia Brandara si è trasformata in un'esperienza collettiva vibrante e commovente, dove le parole hanno lasciato spazio al battito del cuore. Condotta con profonda sensibilità da Margherita Trupiano, la serata ha preso la forma di un dialogo intimo a tre voci insieme a Mariella Lobello, un confronto che quest'ultima ha definito con palpabile affetto come un dialogo tra tre amiche, unite da un legame storico e da tanti anni trascorsi insieme con passione politica e battaglie amministrative e un instancabile impegno sociale. Davanti a una platea colma di sguardi attenti e respiri sospesi, le relatrici hanno toccato corde scoperte e nodi drammatici dalla trincea della politica vissuti con ferrea fedeltà ai valori civili fino alla lotta alla mafia affrontata a viso aperto contro le ombre più scure della criminalità nella complessa gestione dei beni confiscati. Nel racconto si è fatta strada, ferendo e curando allo stesso tempo, la battaglia più intima di Maria Grazia Brandara, ovvero quel confronto silenzioso e dignitoso contro il tumore, attraversato senza alcuna retorica ma con una devastante e nuda verità. A squarciare l'emozione della sala è stata la straordinaria capacità dell'autrice di alternare la più lucida e dolorosa serietà a improvvisi intelligenti sprazzi di ironia, specchio di un'anima che non si lascia spegnere da nessuna tempesta. Questo manifesto di resilienza è stato celebrato anche da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, che ha sigillato il valore spirituale dell'opera con un intenso messaggio. Sollecitata dalle intervistatrici, la Brandara, in veste di presidente della Nuova Corà, ha poi saputo trasformare il dolore in speranza, proiettando lo sguardo al futuro per curare una ferita collettiva della sua terra, l'ambizioso progetto del Consorzio della Bella Gente, che si adopererà tra gli altri scopi per favorire la ritornanza dei giovani cervelli in fuga affinché le loro brillanti energie facciano da guida, offrendo lavoro e dignità a chi sceglie la via della restanza. Tra gli applausi commossi, la serata si è chiusa con la certezza che questo libro non sia una semplice autobiografia, ma un dono universale, un invito coraggioso a specchiarsi nelle proprie fragilità per ritrovare la forza umana di lottare e camminare a testa alta. Il disordine costituito e molto altro. Oggi la presentazione al Massimo di Palermo l'abbiamo vista un po' emozionata, lo ha dichiarato anche lei nel suo intervento. Sì, perché sono rimasta sorpresa dall'affetto di tante persone con le quali ho lavorato fianco a fianco qui a Palermo, e ritrovarmele qui è stato un grande gesto di affetto, di simpatia, e sono stata davvero molto emozionata, ma molto contenta, perché con alcuni di loro ho anche condiviso delle pagine bellissime del mio impegno qui a livello regionale.
So che c'è in cantiere, lo ha annunciato, una seconda edizione, un secondo libro delle sue esperienze vissute. Sì, il mio nuovo libro si chiamerà Gli anni sospesi e sono quegli anni che vedono, diciamo così, che mi vorrebbero sospesa, ma che io sto riempendo con tante attività da portare avanti, perché quando si ha voglia di fare qualcosa veramente per gli altri, si ha l'animo netto, si dice dalle nostre parti, allora bisogna non mollare e andare sempre avanti. Si è aperta con una legge magistralis del professore Giovanni Corsello, direttore della scuola di specializzazione in pediatria dell'Università di Palermo, l'ultima sessione dei lavori delle giornate pediatriche saccensi, che ha posto l'accento su un argomento di largo interesse per i pediatri e per le famiglie dei pazienti, la comunicazione in pediatria nell'epoca dei social. Le interviste. La pediatria è una disciplina che è in grande evoluzione, perché è una disciplina in cui la ricerca e l'innovazione tecnologica consentono di offrire delle grandi opportunità ai bambini, soprattutto a quelli più fragili come i cronici o i prematuri. Però il pediatra è un medico che deve tenere in grande considerazione l'importanza della comunicazione, che è un approccio strategico a vantaggio dei bambini e delle loro famiglie, che vanno coinvolti nei percorsi decisionali, nei percorsi di cura. Questa è una sfida per la pediatria che raccoglie una vocazione originaria della nostra disciplina, di essere una disciplina fortemente ancorata ai principi sociali e alla prevenzione. La pediatria di oggi deve essere partecipativa e coinvolgere i genitori sia in ospedale che nel territorio nei processi di salute che riguardano i bambini. Proteggere, tutelare, promuovere la salute e il benessere del bambino significa avere in futuro degli adulti più sani. In questa mattinata dedicata alle problematiche del neonato e del lattante abbiamo affrontato problemi che interessano sia i centri di riferimento, le terapie intensive neonatali, ma anche i centri più piccoli diffusi su tutto il territorio. Quindi in particolare le problematiche dei neonati che nascono prematuri, ma non estremi prematuri, evenienza molto frequente, costituiscono la maggior parte dei nati prematuri, i cosiddetti late preterm, con problemi di salute specifici che devono essere affrontati anche nei centri di primo livello, devono essere conosciuti, intercettati tempestivamente e affrontati, nonché presi in carico anche nel passaggio dall'ospedale al territorio, quindi al pediatra di libera scelta sul territorio. E poi a seguire le problematiche del lattante, spesso poco conosciute, poco intercettate per tempo, che devono essere filtrate con un meccanismo all'inverso, cioè che parte dal territorio, dal pediatra di famiglia, che deve sapere quando e come inviare, attenzionare e inviare all'ospedale di riferimento, che poi deciderà se può affrontarle in toto o dovrà a sua volta fare riferimento a un ospedale di secondo livello. Quindi un raccordo importante tra i centri di primo e secondo livello che costituisce la saldatura ideale nell'efficienza delle cure pediatriche tra ospedale e territorio. Oggi concludiamo questa 2 giorni a Sciacca sugli argomenti di pediatria e di neonatologia. Devo dire che sono particolarmente soddisfatto dell'andamento, sia per la partecipazione di eminenti professionalità provenienti da molti centri della Sicilia, sia per la partecipazione dei partecipanti, anche giovani, anche specializzandi, il che per me è un motivo di particolare soddisfazione. Sono contento di questo ritorno a Sciacca dopo tanti anni di convegni pediatrici di alto livello e sono sicuro che è il primo di una serie che spero sarà lunga di altrettanti convegni. Passiamo alla cronaca. Piuttosto Alticcio ha molestato e insultato passanti, clienti e titolari di alcuni locali. I poliziotti della questura di Agrigento in servizio per la cosiddetta movida sicura del sabato sera e i loro colleghi della sezione volante hanno fermato un 20enne di nazionalità tunisina. Il giovane disoccupato residente ad Agrigento, già noto alle forze dell'ordine, aveva in atto l'ordine di allontanamento di 48 ore, provvedimento
che impone di stare lontano dai locali ed esercizi pubblici del centro cittadino, bloccato lungo la via Atenea, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violazione del Dacur. E la Polizia Locale di Agrigento, nel corso della serata di sabato scorso, ha fatto diversi controlli mirati sui monopattini elettrici dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nella zona di Porta di Ponte gli agenti hanno fermato e multato numerosi conducenti trovati in violazione delle norme. Nel mirino sono finiti soprattutto i monopattini privi del contrassegno identificativo, ossia la targa prevista dalla nuova disciplina, e i conducenti sorpresi a circolare senza il casco. Le multe previste variano in base alla violazione contestata. Per l'assenza del contrassegno identificativo si va dai 100 ai 400 euro, mentre per il mancato utilizzo del casco tra i 50 e i 250 euro. L'attività di controllo rientra nel piano di monitoraggio della Movida e per verificare il rispetto delle nuove regole sui monopattini. 3 braccianti agricoli irregolarmente assunti e numerose violazioni in materia di sicurezza. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento in un'azienda agricola di Caltabellotta e un fondo a Menfi, il cui proprietario utilizzava manodopera stagionale nell'ambito dell'attività contro l'antipatico fenomeno del caporalato. All'esito degli accertamenti è stata verificata la presenza complessiva di 10 lavoratori, 3 dei quali irregolarmente assunti, ma sono state accertate anche altre violazioni di carattere amministrativo e penale. A finire nei guai anche un 80enne di Caltabellotta, titolare dell'azienda agricola, e un 60enne di Menfi, proprietario e datore di lavoro. Entrambi sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili di non aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non avere nominato il medico competente, non avere designato addetti alla gestione emergenze antincendio e di primo soccorso. Sono state altresì irrogate ammende e sanzioni per complessivi 15.000 euro. Notte di paura a Capaci, dove un incendio ha danneggiato una stazione di servizio e distrutto anche un'auto. Diversi elementi farebbero pensare a un possibile atto intimidatorio in un territorio già segnato da una serie di episodi simili ai danni di attività commerciale. Hanno seguito l'evento i colleghi di Palermo. Notte di paura a Capaci, dove un incendio ha gravemente danneggiato una stazione di servizio, facendo scattare un massiccio intervento di soccorso. Le fiamme si sono sviluppate nelle ore notturne all'interno dell'impianto di via Monsignor Sino. Il rogo ha colpito in particolare 2 colonnine destinate all'erogazione del GPL e ha completamente distrutto un'automobile che si trovava nell'area dell'autolavaggio. Danni rilevanti anche alle strutture della stazione di servizio. La situazione ha richiesto l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri dei distaccamenti di Carini e San Lorenzo, affiancati dal nucleo NBCR specializzato nella gestione di scenari a rischio. Le operazioni si sono concentrate sullo spegnimento dell'incendio e sulla messa in sicurezza dell'area, particolarmente dedicata per la presenza di carburanti. L'impianto colpito appartiene alla ditta di Cosimo Giuliano, un particolare che ha subito attirato l'attenzione degli investigatori, anche alla luce di quanto accaduto nei mesi scorsi, quando la vetrina del bar annesso alla stazione di servizio era stata danneggiata dopo l'impatto di un'autovettura. Sul luogo dell'incendio hanno operato anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. Secondo le prime indicazioni emerse dalle indagini, l'origine del rogo potrebbe essere dolosa. Diversi elementi infatti fanno pensare a un possibile atto intimidatorio. Oltre ai precedenti che hanno interessato la stessa attività, gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti con la serie di episodi criminosi registrati negli ultimi mesi tra Tommaso Natale, Sferracavallo, Isola delle Femmine e Carini, dove diverse attività commerciali sono state bersaglio di danneggiamenti, minacce e azioni intimidatorie. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, mentre proseguono gli accertamenti tecnici e l'analisi delle immagini di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili per far piena luce sull'accaduto. Incendi, la Sicilia si prepara all'estate del rischio, potenziati uomini e mezzi. I colleghi di Trapani. L'estate non è ancora entrata nel vivo, ma in Sicilia l'emergenza incendi è già una realtà.
La Regione ha rinnovato le convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per rafforzare il dispositivo antincendio boschivo, stanziando quasi 3,5 milioni di euro per personale, mezzi e attività operative. Una campagna che parte in anticipo e che mirerebbe a sedare le preoccupazioni per una stagione che si preannuncia particolarmente complessa. Inoltre tutto questo per dare sicurezza a chi fa parte dell'ingranaggio atto a prevenire ed intervenire. Negli ultimi anni gli incendi hanno rappresentato un'emergenza dell'isola. Migliaia di ettari di vegetazione sono andati distrutti, quindi a danno del patrimonio boschivo, dell'agricoltura e della sicurezza delle comunità locali. A incidere sono certamente le condizioni climatiche sempre più estreme, ma anche fenomeni come l'abbandono delle campagne, la scarsa manutenzione del territorio e in molti casi la mano dell'uomo. La provincia di Trapani in particolare continua a essere una delle aree più esposte, dai rilievi di Montecofano e dello Zingaro fino alle campagne dell'entroterra. Negli ultimi anni il territorio ha più volte dovuto fare i conti con incendi di vaste proporzioni, come vi abbiamo testimoniato nei nostri servizi. Particolarmente delicata resta la situazione di Pantelleria, dove la conformazione del territorio e le difficoltà logistiche rendono ogni intervento più complicato. Non a caso l'isola sarà nuovamente dotata di squadre aggiuntive dei Vigili del Fuoco durante il periodo di massimo rischio. Il rafforzamento del dispositivo regionale prevede presidi rurali nelle aree considerate più vulnerabili e l'impiego di squadre supplementari nei comandi provinciali. Si tratta di misure che puntano a migliorare la rapidità degli interventi, aspetto decisivo nelle prime fasi di un incendio, quando pochi minuti possono fare la differenza tra un focolaio contenuto e un vasto rogo fuori controllo. Resta però aperta la questione della prevenzione, come sottolineato da più parti. Pulizia delle aree boschive, manutenzione delle fasce tagliafuoco, controllo del territorio e repressione degli incendi dolosi rappresentano elementi altrettanto fondamentali e quindi l'aumento di personale in alcuni casi risulterebbe proprio andare incontro a queste esigenze. E così il tema delle risorse umane è protagonista ogni estate, perché tutto il sistema viene sottoposto a una forte pressione operativa. La nuova stagione degli incendi si apre dunque con un apparato rafforzato, ma anche con interrogativi che si ripropongono ogni anno. La vera sfida quindi è ridurre le condizioni che permettono agli incendi di trasformarsi puntualmente in una delle principali emergenze della Sicilia. La legalità fiscale come pilastro della crescita economica e della fiducia tra i cittadini e istituzioni è stato questo il tema al centro della seconda edizione del premio Legalità Fiscale organizzato a Palermo dalla Camera Avvocati Tributaristi nell'aula Borsellino dell'Università degli Studi di Palermo. Il riconoscimento è stato assegnato al Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo. I colleghi di Palermo. Il perché di queste premiazioni, il Vice Ministro lo premiamo per l'impegno pluriennale che ha avuto sotto vari profili, come appartenente alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate, poi al mondo accademico e ora delle istituzioni politiche in materia tributaria, proprio un impegno volto a favorire il rispetto delle regole e soprattutto un'equità fiscale che si sta realizzando anche attraverso la riforma che lui ha ispirato sostanzialmente, questa del 2023. Per i giovani c'è stata una scelta fatta da un'apposita commissione che hanno selezionato 2 elaborati proprio sul tema dell'equità fiscale alla luce della riforma, 2 avvocati del distretto della Corte di Palermo che hanno presentato appunto questi lavori che sono stati selezionati dalla commissione e quindi che vogliamo incentivare in questo percorso illuminato da questi principi. Per quanto riguarda la parte fiscale, noi ci siamo mossi su 4 pilastri. La certezza del diritto, la semplificazione, la lotta all'evasione e la riduzione delle tasse. Quindi è proprio in linea con quello che è il titolo di questo evento. Quindi legalità fiscale significa fare in modo di rendere più facile il rapporto tra cittadini e amministrazione finanziaria, ma senza abbassare la guardia nella lotta all'evasione fiscale. Fare il focus soprattutto con esponenti di governo rispetto al tema critico del prelievo fiscale in sede locale credo sia estremamente importante. Già nel passato questo raccordo diretto con il governo ha giovato in termini di
variazioni normative che hanno in parte facilitato questo segmento di attività comunale, però va detto che oggi ci avviamo ad adempiere alla cosiddetta rottamazione fiscale, che dovrebbe consentire all'amministrazione di recuperare le somme non pagate fino al 2023, almeno per coloro i quali riterranno di adottare questo strumento, e poi varare un regolamento che consenta di estendere fino al 31 dicembre 2025 il pagamento della tassazione non pagata. Per Irfis è fondamentale basare la propria attività su un territorio dove la legalità prevale, in quanto le risorse che vengono messe in campo dalla regione siciliana devono trovare un tessuto fertile. Tessuto fertile vuol dire ovviamente una concorrenza leale tra imprese, l'applicazione di regole e soprattutto un patto di fiducia che deve esistere tra i cittadini e le istituzioni. Dunque, il nostro scopo non è soltanto essere efficienti, ma anche efficaci. Efficaci con il rispetto delle regole, che non proviene soltanto da adempimenti freddi e austeri, ma proviene dal fatto che chiaramente la legalità consente lo sviluppo, consente la crescita, è un pilastro di coesione sociale. In arrivo i finanziamenti per il dragaggio del porto dei Nebrodi per circa 11 milioni di euro. I colleghi di Messina. Una svolta decisiva per la piena funzionalità del porto di Sant'Agata di Militello. Con una nota ufficiale del Dipartimento delle Infrastrutture della Regione Siciliana, datata 27 maggio 2026, è stata proposta la riprogrammazione dei fondi FSC 2021-2027, che sbloccherà un finanziamento strategico pari a 10.930.000 euro, destinato ai lavori di dragaggio selettivo del fondale del porto. L'intervento si è reso necessario per superare lo stallo dello scalo marittimo, nonostante il porto sia stato già oggetto di imponenti lavori infrastrutturali da parte della Regione. Oggi l'intera area non risulta totalmente agibile a causa di un importante fenomeno di interrimento dei fondali. Grazie alla presenza di una progettazione esecutiva già pronta, le risorse recuperate dal definanziamento di un'opera balderice, ancora non matura per l'appalto, verranno immediatamente dirottate su Sant'Agata di Militello per restituire piena operatività al bacino. La notizia è stata accolta con estrema soddisfazione dagli esponenti politici locali. Il consigliere comunale di Sant'Agata di Militello e capogruppo di Fratelli d'Italia, Enrico Natale, ha voluto esprimere il proprio plauso per il traguardo raggiunto. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Aricò, e all'onorevole Pino Galluzzo per il loro decisivo e autorevole intervento, che ha permesso di concretizzare il finanziamento di ben 10.930.000 euro per il dragaggio selettivo del nostro porto. Questo finanziamento non è solo un traguardo amministrativo, ma rappresenta un risultato di portata storica per la città di Sant'Agata di Militello e un volano di sviluppo imprescindibile per l'intero comprensorio dei Nebrodi. L'iter, firmato dal dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture, Salvatore Elizio, è adesso diretto alla Giunta regionale di governo per il definitivo apprezzamento e la successiva rimodulazione dell'accordo per la coesione. L'avvio dei lavori di dragaggio consentirà finalmente di sfruttare al 100% le potenzialità di un'infrastruttura marittima vitale per i collegamenti, il turismo e l'economia della costa tirrenica e del suo entroterra. Linea da regia per la pubblicità. E a Castellammare la locale Lega Navale ospita la tappa del progetto scientifico Mare, i colleghi di Trapani. Io sono una scienziata ambientale, a bordo ospitiamo anche tantissimi ricercatori, studenti da altre università anche straniere, che hanno progetti loro che vanno a integrare i dati che andremo a raccogliere. Un progetto nato grazie al Centro Velico Caprera e io rappresento il partner scientifico One Ocean Foundation e gestirò le attività scientifiche a bordo. Il progetto vuole diventare una piattaforma scientifica aperta a istituzioni, studenti e ospiti per andare a mappare e sensibilizzare sulla salute e lo stato del
nostro Mar Mediterraneo. La Lega Navale è sempre aperta ad ospitare questi eventi che interessano quell'asset principale che è nel DNA proprio della Lega Navale italiana, appunto l'ambiente e la protezione del mare. Questo progetto ha anche il beneplacito della Marina Militare, anche della Presidenza nazionale della Lega Navale. Andiamo a studiare l'inquinamento marino, l'inquinamento acustico, biodiversità e specie aliene, e quest'anno aggiungiamo un focus anche sul cambiamento climatico. Raccogliamo dati sul nostro bacino in modo tale da avere dati aggiornati e poter intervenire per proteggere il nostro mare. Siamo ben lieti di accogliere questo gruppo di studiosi che sta navigando per il Mediterraneo. Si inserisce esattamente in un progetto che noi abbiamo sviluppato anche Giornata Mondiale dell'Ambiente, che si chiama Puli Fondali. Si è svolto in circa 40 siti e 40 porti italiani contemporaneamente. Abbiamo raccolto in mare circa 100 kg di spazzatura. Era una gara subacquea di caccia non al pesce ma caccia al rifiuto. Siamo partiti il 16 maggio con l'edizione di quest'anno, il progetto nasce nel 2022, ha mappato l'intero bacino mediterraneo per i 4 anni precedenti. Quest'anno ripartiamo dal Tirreno e siamo appunto partiti dalla Sardegna, abbiamo percorso la costa occidentale, abbiamo fatto la traversata fino alla Sicilia e ci troviamo appunto alla sezione della Lega Navale Italiana di Castellammare e poi proseguiremo verso est. Una folta partecipazione di nostri soci ai quali verrà esposto questo progetto, i dati scientifici che stanno raccogliendo per sensibilizzare tutti ad un'assoluta importanza di protezione del mare e dell'ambiente. Il prossimo evento sarà a Termini Imerese, faremo altre tappe intermedie, poi scenderemo fino a Catania e da lì risaleremo tutta la penisola fino a poi a tornare a Caprera per l'evento finale. Il 21 di luglio. Siamo felici di ospitare Anna, il catamarano di 15 metri, il suo equipaggio e la dottoressa Pe. Andremo ad analizzare i vari campioni in laboratorio e una volta raccolte tutte le analisi pubblicheremo appunto un articolo dedicato all'edizione di quest'anno. Il trofeo della legalità Rotary, quarto giro podistico internazionale Città di Palermo, regala un'intensa giornata di sport ad altissimi livelli. A vincere la gara Elite Yeman Crippi, colleghi di Palermo. Grande spettacolo sportivo e significativa partecipazione di pubblico per il trofeo della legalità Rotary, manifestazione organizzata dalla SD Sicilia Running Team, inserita nel calendario nazionale FIDAL e nel Global Calendar di World Athletics, che ha trasformato il cuore del capoluogo siciliano in un palcoscenico di atletica di livello internazionale. Una giornata all'insegna dello sport, dei valori della legalità e della promozione del territorio, impreziosita dalla presenza di alcuni tra i migliori interpreti della corsa su strada italiana e internazionale. Ad aprire il pomeriggio di gare è stata la The Last Lap, formula spettacolare proposta per la prima volta in Sicilia. 10 le coppie miste al via, con la donna impegnata nella prima frazione e l'uomo nella seconda, per un totale di 800 metri lungo il suggestivo anello disegnato intorno al Teatro Politeama Garibaldi. La gara è stata vinta dalla coppia composta dalla ruandese Adeline Musabiezu e da Andrea Sambruna della Prosesto Atletica Cernusco. A seguire riflettori puntati sulla prova internazionale degli Elite, che ha richiamato al via atleti di assoluto valore. 10 km certificati, un circuito tecnico e veloce, intrigante per la bellezza dei luoghi attraversati, cast di assoluto prestigio, fortemente cercato e voluto dagli organizzatori. Costella Yeman Crippa, Fiamme d'Oro Padova, alla sua prima gara su strada dopo il successo in maratona a Parigi. Cercava le prime risposte all'azzurro e le ha trovate proprio a Palermo, tagliando per primo il traguardo con il tempo di 28,14, record della manifestazione. A chiudere la lunga giornata di sport la gara Open, dedicata ai senior master, che ha visto riversarsi sulle strade cittadine oltre 450 atleti giunti da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia. Per la cronaca a vincere è stato il marsalese Nicola Mazzara. Cosenza K42 in 31,54. Nel corso della manifestazione il presidente della società organizzatrice, Leonardo Lunetto, ha consegnato una targa alla carriera ad un emozionato Totò Antibo. Passiamo dallo sport. L'Agragas chiude una stagione straordinaria nel migliore dei modi, conquistando anche la Coppa Italia Promozione
dopo aver già centrato il ritorno in eccellenza, mentre per i play-off l'Avola vince l'andata della finale nazionale per l'accesso alla Serie D espugnando Cammarata. Il servizio di Lentini. L'Avola vince l'andata della finale nazionale per l'accesso alla Serie D espugnando Cammarata. A decidere il match all'ultima azione di gioco è stato Franco Figini. La sua semi rovesciata sul calcio d'angolo di Ruiz ed è stata deviata da Diop e regala così una vittoria pesantissima e permetterà agli uomini di mister Attilio Sirugo di Avola di avere 2 risultati su 3 a disposizione nel match di ritorno in programma domenica al meno di Pasquale di Avola. Cammarat sfortunato che perde anche l'attaccante Pierce che dovrà saltare la gara di ritorno. Ed ora Acregas. Con un bel gol per tempo, l'Acregas si aggiudica lo scontro finale contro il Santa Venerina con il risultato di 2-0 e conquista la Coppa Italia. Si tratta del secondo trofeo consecutivo stagionale dopo quello ottenuto nei playoff che permette di legittimare il passaggio nel prossimo campionato di eccellenza con pieno merito. Una bella doppietta che sottolinea la grande stagione dell'Acregas culminata con un finale in crescendo. Una sfida affrontata a viso aperto da entrambe le squadre scese in campo ben intenzionate a vincere il trofeo regionale per completare nel migliore dei modi una stagione culminata meritatamente con il salto nella categoria superiore. Sin dalle prime battute si è subito capito che la gara si preannunciava combattuta, ricca di capovolgimenti di fronte, veloce, con i 2 portieri tenuti sotto pressione dalle tante conclusioni nello specchio della porta. In evidenza il mobilissimo Carbonaro e poi Bonaccorso e Scapellato, mentre da parte Agragantino il solito Jama, Tripoli, il giovane Casucci e l'intero assetto difensivo con in testa gli esperti Cipolla e Fragapane. La rete del vantaggio Vegazzurra arriva alla mezz'ora, nel momento in cui il Santa Venerina stava esercitando un insistente pressing. Il giovane Casucci prende palla nella propria metà campo, va via in velocità, si presenta al cospetto del portiere avversario Maniscalco e lo trafigge inesorabilmente. Una rete che accende ulteriormente la determinazione del Santa Venerina, che reagisce con veemenza e per ben 2 volte consecutive sfiora il pari con altrettante conclusioni di Carbonaro e Bonaccorso. Anche l'Agregas va vicino al raddoppio, ma il tiro scoccato da Jama va fuori di poco. Nella ripresa la musica non cambia, anzi sono proprio i ragazzi di Calvaruso ad imprimere un ritmo più elevato alla gara. Ciò aumenta lo scontro fisico e iniziano a fioccare i primi gialli. A farne le spese è Scapellato del Santa Venerina che subisce la seconda ammonizione e viene poi espulso. In inferiorità numerica ed oramai con poche energie, la compagine etnea gioca solamente con tanta generosità, ma all'83esimo subisce il raddoppio con Marrone, al triplice fischio finale ad alzare la Coppa Italia e l'Acregas. Presidente, ci portiamo a casa anche la Coppa Italia. Fino a un mese fa sembrava quasi difficile e invece conquistiamo 2 grandi trofei, il campionato e la Coppa. Nella storia dell'Agras credo che non era mai successo. Un mese fa forse non ci credevi tu, io ci ho sempre creduto, non lo dicevo, anche per scalare malattia, però ci ho sempre creduto. Devo dire che ci ho sempre creduto perché i ragazzi avevamo una squadra imbattibile, veramente. Poi, quello che abbiamo sempre detto, no? C'è la vittoria nessuno te la regala. Non solo nessuno te la regala, abbiamo avuto squadre che contro di noi hanno giocato con i coltelli ai denti, perché la Agregas, e quindi tutti ci hanno fatto la mano. Però, infatti, abbiamo vinto, diciamo, sia la promozione che la Coppa, un risultato straordinario, credo storico. E quindi i complimenti vanno prima di tutto ai giocatori che hanno sempre dato l'aria, a tutto lo staff amministrativo, lo staff tecnico, in primis al mister, a tutti noi agrigentini, a tutti quelli che amano questi colori biancazzurri della festa della città.
ci prendiamo i meriti, sì, perché tra l'altro è stata una stagione lunghissima, 10 mesi, perché vi ricordo a tutti, l'Agrigas ha iniziato la preparazione il 4 agosto, una società presa dal presidente Laporta dove non era rimasto praticamente nulla, si è ripartito da zero, quindi veramente una stagione da incorniciare. Dicevo proprio questo, degli amici mi chiamavano poco fa e mi dicevano: presente, come hai fatto dalle macerie a vincere tutto? Ha scelto le persone giuste. Abbiamo scelto le persone giuste e abbiamo fatto veramente, abbiamo fatto bene e siamo tutti contenti. Una domanda che in questo momento ti farebbero tutti i tifosi, io li sto anticipando: cosa c'è nel futuro dell'Agrigas? Il futuro dell'Agrigas, l'Agrigas resta sempre Agrigas, questa maglia è una maglia che è sudata di lavoro e di passione. Questo sponsor quindi, poi è bellissimo. Questo sponsor è bellissimo e quindi diciamo che l'Agrigas, è chiaro che il prossimo anno sarà un campionato diverso, sarà una stagione diversa, ci stiamo già pensando. È chiaro che l'Agrigas non può essere l'ultimo, il fanalino di coda, quindi ci sono già delle interlocuzioni, stiamo vedendo come cosa ci sentiamo di dire ai tifosi. Che campionato di eccellenza per l'Agrigas? La protagonista sicuramente. Complimenti. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.